Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli di questa mattina: duro attacco di Enrico Trantino al management dell'aeroporto di Catania. Il sindaco etneo, attraverso un post su Facebook, ha chiesto le dimissioni dell'intero consiglio d'amministrazione della SAC per la gestione dell'incendio nello scalo. A 32 anni dalla morte, Palermo ha ricordato Libero Grassi, imprenditore ucciso da Cosa Nostra per essersi rifiutato di pagare il pizzo. Il suo coraggio rappresenta un gesto di legalità destinato a non spedire mai le parole del sindaco di Palermo, La Galla. Sono iniziate a Lampedusa le operazioni di trasferimento di 1.828 migranti su un totale di 3.593 presenti nell'hotspot di Contrada Imbriacola, coinvolti diversi mezzi militari tra navi e aerei. Non ce l'ha fatta Giuseppe Savoca, il 55enne che era caduto in un burrone a Taormina lo scorso 14 agosto. Le gravi ferite riportate sono stati fatali per l'uomo, che è morto ieri al Policlinico di Messina. Cambio al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania. Dopo 3 anni il colonnello Rino Coppola lascerà il posto al colonnello Salvatore Altavilla, che si insedierà il prossimo 4 di settembre. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.